popolo. 5 minuti dopo le 11, buongiorno da Sammy Varin, potere al popolo, nuovi attacchi degli hacker filorussi tra i bersagli, siti di Quirinale, CSM e Fratelli d'Italia. Siamo al 12° giorno della campagna di intrusioni informatiche dirette contro le pagine web della pubblica amministrazione, questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre l'agenzia ANSA, che ci crediate o no, è ancora sulla salute del Papa. Una notte tranquilla per il Papa, ora riposa, è uscito dalla fase critica, prognosi ancora riservata. E noi andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. E con noi la senatrice della Lega Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sempre un piacere essere con voi. Piacere tutto nostro. Oggi parliamo della delega al governo per il recepimento delle direttive europee. Sei intervenuta l'altro giorno in Senato per segnalare alcuni importanti interventi migliorativi promossi dalla Lega. Di cosa si tratta? Allora, questa settimana abbiamo approvato la legge delegazione europea 2024, che è una legge che va direttamente a recepire alcune direttive europee, in particolare ne abbiamo recepite 20 e abbiamo adeguato l'ordinamento nazionale ai 12 regolamenti europei. In particolare io sono intervenuta sottolineando il contributo della Lega alla delegazione europea attraverso gli emendamenti e gli ordini del giorno. In particolare all'interno della legge di delegazione europea si parla dell'amianto per naturalmente tutelare i lavoratori sul recepimento di questa normativa per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. La Lega ha sostenuto sempre misure concrete per la tutela dei lavoratori e tuttavia non si devono avere eccessi normativi che possono tradursi in oneri insostenibili per le aziende. Dobbiamo guardare sia da una parte la tutela del lavoratore sia dall'altra le burocratiche. C'è una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che risponde alla necessità di contrastare reati ambientali con strumenti più efficaci per seguire il principio di giustizia e di legalità. Quello che abbiamo inserito noi come emendamento Lega è un recepimento invece della direttiva europea che introduce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Proprio qualche settimana fa era stata approvata la mozione all'unanimità sulla piattaforma per il contrassegno, per le ZTL, per dare accesso ai disabili senza problemi alle ZTL nelle città, però la piattaforma nazionale, l'adesione a questa piattaforma ai comuni è solo volontaria. Infatti a gennaio 2023 erano solo 23 i comuni che avevano aderito. Ecco che con la mozione si cercava di andare a enfatizzare l'importanza e a cercare di coinvolgere ANCI all'interno dell'adesione dei comuni. Invece con il recepimento di questa direttiva andiamo direttamente a permettere a tutti i disabili di circolare non solo su tutto il territorio nazionale ma in tutta Europa, con una maggiore uniformità normativa. La carta e il contrassegno avranno valore decennale, quindi non c'è problema di rinnovo annuale per i disabili e ci sarà anche la versione digitale in modo tale che non ci sono problemi per i disabili che utilizzano tecnologie assistive e anche per prevenire abusi e contraffazioni. Una cosa importante è che si prevede anche che gli accompagnatori delle persone con disabilità, quindi i caregiver, possono beneficiare delle condizioni agevolate dell'utilizzo di questo contrassegno, che penso che sia un passo assolutamente avanti concreto per l'inclusione e la mobilità delle persone con disabilità. Sottolineiamo che l'Italia è sempre avanti rispetto ai paesi europei, lo abbiamo dimostrato con il G7 inclusione organizzato ad Assisi dalla ministra Locatelli, dove tutti ci hanno fatto i complimenti perché nell'applicazione delle norme per i disabili siamo sicuramente avanti ed è un passo ulteriore che è stato fatto. Abbiamo poi presentato 2 emendamenti a tutela invece delle aziende perché purtroppo con la transizione climatica e con processi irreversibili con il quale tutte le aziende dovranno interfacciarsi, la comunità europea è indirizzata verso il Green Deal, però ci sono direttive europee che purtroppo vanno a minare l'attività soprattutto delle piccole e medie imprese. L'abbiamo visto direttamente con la direttiva, quella del Carbon Border Adjustment Mechanism, che è il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che ha già colpito
tutte le aziende che importano cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti e idrogeno. E allora in questo caso pagano una tassa, un dazio ambientale che chiunque importa queste materie prime nel nostro paese deve pagare, e questo è in vigore dal 1 ottobre 2023. Allora siamo intervenuti con altre 2 direttive, sempre sul Green Deal, che andiamo a recepire, andando a tutelare direttamente le piccole e medie imprese. Da una parte una direttiva che è quella sui RAEE, sui rifiuti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, e dall'altra invece sulla deforestazione. Nel primo caso abbiamo dato direttamente mandato anche alle associazioni di categoria di andare a supportare le aziende per andare a semplificare gli oneri burocratici e promuovere la gestione efficiente e sostenibile dei RAEE, con quello di appunto garantire la rappresentatività delle piccole e medie imprese, e dall'altra invece per quanto riguarda la direttiva sulla sostenibilità ambientale e la deforestazione, che adesso è un po' in discussione, sembra che vogliono farla slittare di 12 mesi per le grandi aziende, di 24 per le piccole e medie imprese, siamo intervenuti direttamente per le piccole e medie imprese per andare direttamente a semplificare quelle che sono le applicazioni normative, anche se andranno in vigore direttamente nel 2027, in modo tale che abbiamo già tutelato fin dall'inizio il lavoro delle piccole e medie imprese. Abbiamo anche, visto che nella notizia precedente, nel notiziario, hai parlato di Russia, hai parlato anche di attacchi ai nostri sistemi informatici, noi siamo intervenuti a tutela delle aziende invece che lavorano con la Russia e la Bielorussia, all'interno però già delle deroghe previste dal regolamento europeo, perché all'interno dei blocchi che ci sono di produzione e di esportazione verso la Russia e la Bielorussia ci sono delle deroghe, però queste deroghe devono essere autorizzate dall'unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento. E però c'è troppa burocrazia, quindi per tutelare le nostre aziende abbiamo voluto andare a suggerire al governo di eliminare questi ostacoli burocratici che rischiano di far perdere quote di mercato alle imprese italiane a vantaggio di paesi terzi, anche paesi europei stessi. Quindi a discapito delle nostre aziende italiane ci sono altre aziende, per esempio Francia e Germania, che vanno ad esportare i prodotti come per esempio tubi, rubinetti eccetera in Russia e Bielorussia. Allora abbiamo semplificato quelli che sono i processi autorizzativi, senza nulla togliere naturalmente e senza nulla dire che noi siamo a favore della Russia e della Bielorussia, anzi siamo a tutela delle imprese italiane. Questo lo sottolineo tutte le volte, l'ho dovuto sottolineare anche ieri perché siamo stati attaccati da Tagliare Viva, in particolare dal senatore Scalfarotto. Io ho controbattuto dicendo usiamo il pragmatismo e andiamo a tutelare le nostre aziende italiane. Chiarissima la senatrice della Lega Elena Murelli. Recepiamo le direttive europee, ma con molta attenzione. Grazie Elena, buona giornata, buon weekend. Un piacere assolutamente a voi, buon weekend, grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che in versione venerdì a quest'ora riavvolge il nastro delle principali notizie della settimana con quella che viene puntualmente bloccata sui social quando parla. Sto parlando di Chiara Soldani. Buongiorno! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sono la censurata ormai. Ma noi ti vogliamo per questo. Ormai mi hai ribattezzata, Sammy. Censurata Perfetto. dai social, ma non da Radio Esatto. Libertà, e voi avete la fortuna, cari amici vicini e lontani, di scegliere, e quando scegliete una radio che la trasmette diversa, scegliete Radio Libertà. Ormai è chiaro, ce lo dicono anche alla polizia. Sono i figli del barcone ad animare le cattive compagnie dei Maranza, e benvenga la maxi operazione di ieri, già. Vostro figlio ha già in cartella il libro di Walter Veltroni sui bambini partigiani, migranti o che usano i tacchi della zia? Attenti, perché prossimamente potrebbe avercelo il libro di Veltroni. Questi sono soltanto 2 argomenti che adesso vi spara addosso Chiara Soldani. Mettetevi il giubbotto antiproiettile. Chiara, a te.
Grazie Sammy. Sì, oggi diciamo che ci occuperemo e parleremo soprattutto di giovani. Da un lato l'indottrinamento nelle scuole che devo dire prende sempre più piede, nonostante è chiaro che le scuole siano particolarmente attenzionate perché sono luoghi fondamentali per la formazione soprattutto dei più giovani, ma dall'altro lato parliamo di gioventù violenta, sempre più violenta e chiaramente anche il discorso che anticipavi sulla maxi retata su tutto il territorio nazionale ci riporta non soltanto all'attenzione quello che viene definito un fenomeno, ma la triste consapevolezza che si tratti in realtà di una realtà molto radicata, sempre più radicata, che coinvolge soprattutto, lo sappiamo, i figli diciamo di seconda generazione appunto degli immigrati. Andiamo per ordine e parliamo appunto di questa maxi operazione che ha fatto un po' ha messo un po' di ordine, mettiamola così, con tutte le critiche della sinistra che chiaramente poi inneggia sempre a questo spettro fascista e quant'altro, squadrismo e chi più ne ha più ne metta. In realtà si tratta semplicemente di fare un po' di ordine e di mettere un po' insieme tutti i vari pezzi di questa realtà estremamente caotica e scombussolata. L'operazione contro la criminalità giovanile è un'operazione massiva, come abbiamo detto, 73 arresti, 13 i minorenni. Tra le accuse ci sono anche quella di detenzione di sostanze stupefacenti, quindi oltre a furti, rapine, violenza di qualsivoglia genere. Inoltre c'è anche il discorso social, perché ci sono più di 600 profili social che sono stati appunto esaminati e che inneggiavano ovviamente alla violenza, all'odio. Lo sappiamo benissimo, Sammy, anche tutto il fenomeno dei TikTok, dei video violenti, di queste challenge che inneggiano chiaramente a comportamenti molto pericolosi. Ovviamente lo sappiamo, le solite minacce nei confronti delle forze dell'ordine, e c'è stato nello specifico anche un blitz tra virgolette anti-Maranza, ormai ribattezzati così, proprio a Milano. Milano, che lo sappiamo ormai è sempre più al centro purtroppo delle cronache ed è sempre una città meno vivibile per tutto quello che ogni giorno andiamo ovviamente a registrare. 27 ragazzi arrestati, controlli a tappeto nelle zone più sensibili della città, in particolare la zona della Darsena, dove praticamente ogni giorno ci sono furti, risse, insomma c'è una situazione veramente molto pericolosa, complicata, e sono zone praticamente off limits, nonostante si stia parlando di zone assolutamente centrali della città. Quindi il problema della violenza, come abbiamo ormai da tempo registrato, non si verifica soltanto nelle zone cosiddette le banlieue, insomma le zone più periferiche, ma ormai è un problema che ha colpito proprio il cuore delle nostre città. Anche in questo caso i reati contestati, detenzione armi, spaccio, furti, rapine, e tutto questo a seguito dell'accoltellamento del ragazzo fuori dal centro commerciale di Cascina Merlata. Ne abbiamo parlato appunto le scorse settimane, quindi questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma sappiamo che in realtà questo è un problema che, a prescindere dal gravissimo episodio che abbiamo appunto condannato, si verifica sempre ed è sempre in essere. Il fenomeno appunto delle bande giovanili è quello del quale stiamo parlando. Durante l'operazione ci sono stati 225 giovani controllati, 88 italiani, 137 stranieri, armi e droga e, come dicevamo appunto, diverse zone della città prese di mira. Per quanto riguarda invece il fronte dell'indottrinamento, da Carpi, da un liceo, arriva questa simpatica iniziativa dell'ANPI che promuove il tesseramento appunto, che ha fatto chiaramente anche un po' insospettire non soltanto i genitori, ma soprattutto quelli che sono un po' gli esponenti ovviamente del governo, che sono sempre attenti riguardo a questo discorso. Come dicevamo appunto all'inizio, insomma le scuole sono molto attenzionate. Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione parlamentare perché si parla appunto di questo tentativo di rieducazione, e in un liceo appunto viene promosso il tesseramento sempre per combattere, diciamo, questo fantomatico fascismo. Questa è una notizia ovviamente della quale parleremo più avanti, per vedere un po' quelli che saranno anche gli sviluppi in merito.
E invece un'altra notizia che ci riguarda ancora più da vicino è quella che ci arriva da Buccinasco, il libro di Walter Veltroni che viene promosso appunto in un istituto di Buccinasco. Il sindaco regala appunto questo libro che chiaramente fa insorgere la Lega locale. La più bella del mondo, il titolo appunto del libro, che dovrebbe rievocare la Costituzione italiana, però Costituzione italiana rivisitata e corretta, diciamo così, molto corretta ed edulcorata con tutta la propaganda gender e non soltanto. I bambini partigiani giunti in Italia su un barcone, bambini con tacchi, questo è un po' il sunto, diciamo, del libro. Matteo Salvini apostrofa il tutto con un gravissimo. Ci troviamo nell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. La Lega presenterà in questo caso ovviamente un'interrogazione per verificare la correttezza dell'iniziativa. I libri sono faziosissimi e il fatto che si faccia questa propaganda gender all'interno delle scuole fa arrabbiare giustamente anche Provita e Famiglia, che parla di scuole che stanno diventando dei circoli di estrema sinistra e delle cliniche per transizione di genere. L'iniziativa appunto dell'interrogazione parlamentare presentata dal consigliere leghista Manuel Limberti, che denuncia appunto la vicenda, mentre il PD con Maiorino in primis, esponente di spicco del PD lombardo, dice che la Lega debba chiedere addirittura scusa. Insomma, mi chiedo su quali presupposti dica che la Lega debba chiedere scusa, ma vabbè, Maiorino diciamo che ha tutto un suo modo di decifrare le cose. Quindi niente Sammy, oggi ci siamo soffermati ovviamente su questi due fenomeni contrapposti, l'indottrinamento appunto nelle scuole e la violenza dei giovani, e staremo a vedere settimana prossima cosa tireremo fuori purtroppo da questo cilindro della cronaca. E naturalmente il segreto sta a seguire Chiara Soldani anche sui social e sul sito leggifuoco.it, che esce anche in cartaceo, si chiama Fuoco. Grazie Chiara Soldani, buon weekend e buon lavoro. Grazie a te Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Resistiamo signori, resistete voi, perché tra poco leggo anche i vostri WhatsApp, tantissimi messaggi questa mattina al 340 6709 659, con un grande grazie a tutti coloro che sono veramente radioattivi in senso buono, non potete stare zitti e giustamente inviate messaggi del tipo: buongiorno a tutti. Dov'era Dombrowski quando l'economia andava in crisi per la pagliacciata Covid? Come al solito, via dall'Unione Europea e dall'euro, subito. Distinti saluti. È lui, è Corrado, metalmeccanico da Treviso. Buongiorno Sammy, non è un problema se mettono i dazi, basta ricordare a Trump che l'Italia potrebbe aggiungere una City Tourist Tax del 25% per ogni giorno di soggiorno in Italia sopra il costo dell'hotel residenza. Sì, aumentiamo un po' la tassettina, dai. Ciao. Quando ero al pronto soccorso alletato in corsia strapiena, 90 pazienti per 30 posti, ho visto una tipa dimessa per un raffreddore, mi sono incazzato. Silvio da Torino. C'abbiamo il prossimo ospite, ce lo abbiamo signori, è il momento dei bacchettoni di informazionecattolica.it, anche loro sparano in senso buono le notizie che non trovate da nessun'altra parte. Buongiorno e grazie a Pietro Licciardi. Eccoci Sammy, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, inizio subito con Michele Trabucco e Angelica La Rosa, che sono intervenuti sulle elezioni federali in Germania, in cui l'EFD ha ottenuto un grande successo, diventando la seconda forza politica del paese, con voti più che raddoppiati rispetto al 2021. Il primo partito tedesco, la CDU di Merz, dovrà inevitabilmente formare una coalizione per poter governare, qualora, come dichiarato in varie occasioni, intende escludere EFD. Questo significa aggregare forze assai eterogenee, includendo anche l'SPD, e in crollo di consensi, dando luogo ad un governo che finirà per logorarsi su temi molto dibattuti, come l'immigrazione o il sostegno all'Ucraina, il che favorirà l'ulteriore ascesa, prevedibilmente, del partito di destra. La Rosa ricorda i punti salienti del programma di Alternative für Deutschland, che vuole la reintroduzione
della leva militare obbligatoria, una revisione significativa delle politiche dell'Unione Europea con l'obiettivo di restituire maggiore sovranità agli Stati membri. Se tali riforme non fossero attuabili, l'EFD considera l'uscita della Germania dall'Unione Europea come una possibile soluzione. Nell'ambito della politica economica e fiscale, nel suo manifesto, l'EFD ripropone l'eliminazione dell'euro come valuta nazionale, favorendo il ritorno al marco tedesco per rafforzare l'autonomia economica del paese. E sul delicatissimo tema dell'immigrazione e della sicurezza chiede politiche più restrittive, tra cui la chiusura delle frontiere e l'attuazione di un programma di reimmigrazione per ridurre il numero di immigrati nel paese. Il partito sostiene l'espulsione di cittadini stranieri con precedenti penali, specialmente quelli con doppia cittadinanza o permesso di soggiorno permanente. Andrea Bartelloni ci informa che la Scozia si è arresa alla droga. Ha aperto infatti nell'Est End di Glasgow la prima sala di consumo di droga legale nel Regno Unito. Questa struttura viene dopo il fallimento di tutte le politiche introdotte per arginare la diffusione degli stupefacenti. Sicuramente si ridurranno le morti per overdose e l'utilizzo di sostanze tagliate in modo pericoloso, ma non si risolve così il problema dell'uso di droga, dice Bartelloni. Anzi, qualcuno pensa che sia vero il contrario. O forse dar modo di drogarsi in un ambiente sicuro e confortevole è il modo per dire che drogarsi o non drogarsi è indifferente. Informazione Cattolica ha iniziato a pubblicare una serie di articoli dedicati ai cardinali che eleggeranno in conclave il prossimo Papa. Un modo per conoscere chi è stato chiamato a svolgere l'importante compito di pastore di anime e sui quali grava la responsabilità di ascoltare lo Spirito Santo, che cercherà di ispirare la scelta del successore di Pietro. Cercherà, perché per ammissione di uno stesso cardinale che partecipò all'elezione di Giovanni Paolo I, qualche volta lo Spirito viene ascoltato, qualche altra evidentemente no. E poi tocca al buon Dio metterci una pezza, perché lo ricordino tutti i cattolici e specialmente i cosiddetti sedevacantisti. O si crede al non prevalebunt e al fatto che la Chiesa in ogni caso è sotto la guida e la protezione di Cristo, indipendentemente dal Papa, dai cardinali, vescovi e preti che le toccano, o possiamo fare a meno di dirci cattolici. Insomma, vale sempre quello che disse il cardinale Consalvi a Napoleone Bonaparte, quando questi minacciò di distruggere la Chiesa. Maestà, disse il prelato, sono 20 secoli che noi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. Anche Angelica La Rosa riporta la notizia di una grossa operazione di polizia per il contrasto della criminalità giovanile, interessando numerose province italiane. Repetita Juvent, gli agenti hanno controllato 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni, hanno arrestato 73 individui, tra cui 13 minorenni, per reati che vanno dal tentato omicidio alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui 29 minorenni. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi oggetti, provento di furto, tra cui collane d'oro, cellulari e 50.000 euro in contanti. Inoltre sono state trovate e sequestrate 8 pistole, un fucile a canne mozze, un silenziatore, munizioni di vario calibro, 15 coltelli e altri oggetti atti a offendere, come una mazza di ferro riadattata a mazza da baseball, un rompighiaccio e uno spray urticante. Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 2 kg di cocaina, 10 kg di cannabinoidi e quantità di altre droghe sufficienti a produrre circa 350 dosi, tra cui eroina, sciabò, ecstasy e anfetamine. L'operazione ha anche portato all'individuazione di 600 profili social utilizzati per incitare all'odio e alla violenza anche contro le forze dell'ordine e per promuovere l'uso di armi da fuoco e da taglio. Insomma, si tratta di un segnale inquietante di come la nostra società si sta deteriorando sempre più velocemente
e come quella educativa, anche degli stranieri, sia la vera emergenza di questo paese, non le fantasie woke e LGBT di certa sinistra al caviale che ha il manganello e l'olio di ricino al posto del cervello. Interessante Antonio De Filip su Wikipedia, espressione di un'opprimente egemonia culturale mondiale dell'estrema sinistra. Una volta, dice De Filip, in ogni casa c'era un'enciclopedia e c'era anche un innegabile spessore culturale diffuso, fatto di buone letture, frequentazioni di teatri ed esercizio dell'educativa arte della conversazione. Oggi guarda su internet, è la risposta ad ogni quesito e dubbio di vario genere. E su tutto svetta Wikipedia, che si vanta di essere libera, collaborativa, aperta al contributo dei partecipanti, sottolineando che i punti di vista espressi sono improntati alla neutralità e imparzialità. Ma la realtà per De Filippo è ben diversa. Anche Wikipedia è da tempo oggetto di una opprimente egemonia culturale mondiale dell'estrema sinistra, che la gestisce nel nome della bieca falsificazione woke, della cancel culture e della violenta ideologia anti-bianca dei Black Lives Matter, col femminismo più fanatico e isterico. I contributori, che in questa enciclopedia libera, lo dico tra virgolette, sono gli autori delle voci, militano quasi tutti all'estrema sinistra, e questo vale anche per l'edizione italiana. Il giornalista cattolico Mario Iannaccone, così sul mensile Il Timone, descrive lo stato della scrittura delle voci, aperte virgolette. Gruppi organizzati di contributori con una visione ideologica, ad esempio antireligiosa o molto orientata sui temi omosessualisti, modificano voci che riguardano ipotesi scientifiche, episodi storici, fenomeni sociali. Questo è accaduto ultimamente con Cristoforo Colombo, la Chiesa, la Riconquista, il gender e l'immigrazione clandestina. E con questo, cari ascoltatori, caro Sammy, abbiamo terminato la rassegna di questa settimana. Che non termina naturalmente, ma prosegue sul sito informazionecattolica.it, anche su Facebook. Cercate Informazione Cattolica. Grazie Pietro Licciardi, alla prossima! Alla prossima, un salutone a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare, e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari, ed è qui che interviene il nostro integratore ACEUC2, un integratore innovativo. Perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico, ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa: una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACEUC2 a
€79 e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Amore, no, non parlo con te Simone, ma la domanda certo è questa: dime che me amas, dime che me amas. Lei è Emma Padoan, jazz latino, in questo primo singolo di questa attrice che si cimenta per la prima volta nell'ambito musicale, e dopo aver partecipato a film, a serie TV come Odio il Natale 2, Mille Ponti, Un'altra me. Chiaro che un ritmo del genere a quest'ora del mattino ci fa stare bene. Cercatelo sugli store digitali, anche su YouTube. Emma Padoan con Dime che me amas. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta mia città. Collegamento con il territorio, come ogni venerdì a quest'ora si parla con Regione Piemonte. Piacere di ritrovare il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Allora subito sono arrivati un po' di messaggi. Sai che adesso conduco la rassegna stampa, sono in onda dalle 7:30 alle 9:30 con tutti i giornali e fa capolino quest'oggi su alcuni quotidiani la notizia del Comune di Torino che ha rinnovato il patto con il centro sociale a Catasuna. Ma questo è niente, perché nel cuore di Torino, quartiere di Borgo Vanchiglia, leggo, c'è un palazzo
palazzo incubatore da 25 anni di associazione a delinquere. Questo centro sociale a Scatasuna, che ha permesso l'altro giorno, ieri per l'esattezza, ai consiglieri comunali torinesi la possibilità di effettuare un sopralluogo, e la cosa però era possibile solo a patto di calpestare i ritratti dei politici di centrodestra travestiti da pagliacci. Una messa in scena detta veramente roba che uno rimane a bocca aperta, però abbiamo dovuto accettare questa cosa per fare un sopralluogo nel centro sociale, e poi chiaramente il Comune di Torino ha detto sì, gli diamo ancora soldi. Preioni, come si può commentare una roba del genere? Sai Sammy, te l'ho detto più volte, allora Torino ha purtroppo anche queste esperienze, nonostante è una città splendida e invitiamo tutti a venire a visitarla perché è stata la prima capitale, una città con una storia, con dei palazzi fantastici, delle piazze bellissime. A differenza del resto del Piemonte, le nostre province, che sono molto più sane, ha ancora questi retaggi che derivano dall'anarchia che ha vissuto, dall'estrema sinistra, da movimenti che hanno visto Torino protagonista in questo. Quindi permangono purtroppo ancora dei luoghi di illegalità. La Scatasuna è un simbolo. Fortunatamente ci sono delle indagini in corso, dei processi in corso, perché sono tra i protagonisti della lotta idiota, stupida, senza senso alla TAV, con atti violenti, con atti terroristici a quasi a livello terroristico, che colpiscono il nostro Piemonte e la nostra Italia. Hanno fatto da calamita per tutti i movimenti antagonisti, per tutti i movimenti estremisti di sinistra, che non hanno un'ideologia, non hanno un pensiero, ma hanno l'idea di distruggere, di delinquere, eccetera, eccetera. L'amministrazione di centrodestra a Regione Piemonte ha posto dei limiti anche normativi rispetto al progetto che ha il Comune di Torino di donare a questa associazione lo stabile, perché come in tutte le società civili le cose o si comprano o si affittano o si è comunque titolari in maniera legittima di un diritto di permanere, invece non è che si occupano gli stabili perché sono desueti. Poi noi Comune a Torino non l'abbiamo mai amministrato, sempre amministrato il PC, il PDS, il DS, il PD da sempre, e certo il lassismo della sinistra ha fatto sì che oltre a Scatasuna esistono anche altre situazioni di degrado, altre situazioni di occupazione che generano insicurezza nei cittadini che abitano purtroppo per loro nelle vicinanze, perché quei centri sono frequentati a tutte le ore del giorno e della notte. Poi ogni tanto fanno delle cose anche sicuramente legittime, ci mancherebbe, quello che di buono fanno, potrebbero però farlo in una maniera legale, utilizzando degli spazi legittimi senza arrivare a queste occupazioni. Poi oppongono insomma queste proteste politiche così anche offensive, perché chi vuole la legalità non è un pagliaccio, è solo una persona per bene, è una persona che usa il raziocinio e del buon senso. Quindi ci auguriamo, anche perché ci sono delle crepe nella maggioranza russa, nella maggioranza di centro-sinistra, perché ribadisco, se googoliamo a Scatasuna ti viene fuori il mondo di inchieste, di indagini, di condanne e di procedimenti penali ancora in corso. Quindi anche loro, pur essendo di quell'estrazione politica, hanno delle forze resistenti e perplessità di andare a legittimare una struttura del genere. Sì. Stiamo a vedere, stiamo a monitorare. Fortunatamente il Piemonte non è tutto così e neanche Torino è tutto così. Assolutamente. Però non facciamo di tutta l'erba un fascio. Ma vediamo che quando c'è un governo di centrosinistra si dà libero spazio a queste realtà che non sempre formano dei bravi ragazzi, diciamo così. Senti, la buona notizia è invece sul fronte sanità piemontese. Abbiamo letto che siete quinti nella classifica italiana secondo i dati del Ministero.
No, la sanità è un tema molto complesso che va affrontato con serietà e non con strumentalizzazione da parte di chi nei loro governi hanno tagliato all'incirca 30 miliardi di euro, mi riferisco alla sinistra. Ci sono difficoltà perché abbiamo fortunatamente una sanità universale, che vuol dire che cura tutti gratuitamente, e questa è una fortuna che tutti vogliono preservare, però si sta mettendo in campo delle misure straordinarie, oltre ad avere in tutto il nord e centro Italia una sanità comunque d'eccellenza, perché lo certificano i dati. Si sta mettendo mano con fatica ma con azioni importanti alla riduzione delle liste d'attesa, perché oggi in Piemonte si sperimenta praticamente l'apertura delle visite e della diagnostica alla sera e soprattutto nei weekend, quindi sono previste 50.000 prestazioni in più, che sono l'unica soluzione grazie all'accordo con i sanitari, che sono mal pagati, l'abbiamo detto tante volte nella vostra radio in Italia, perché dobbiamo pagarli di più, dobbiamo pagare meno le cooperative e pagare di più gli strutturati e gli ospedalieri, se vogliamo che rimangono. Altrimenti è naturale che assistiamo anche, figurati, sai benissimo, io abito vicino alla Svizzera, noi formiamo gli infermieri e alcuni, buona parte, se ne scappano in Svizzera perché hanno uno stipendio che è 3 volte quello italiano, quindi anche quello bisogna assolutamente metterci mano. Lo ribadisco, però abbiamo una sanità che vive di difficoltà di post-Covid eccetera, ma che è una sanità di alto livello, perché abbiamo professionisti, strumentazioni e competenze molto importanti. Chiaro, anche se ti dico la verità, io non starei poi lì a fare la classifica, e oggi su alcuni quotidiani si riprende anche le dichiarazioni del presidente della Lombardia, che gli sono girate un po' le scatole, perché dice vabbè, sono dati che escono, ma non è che dobbiamo farci la classifica. Ha dato la colpa anche a certi burocrati per il fatto che la Lombardia non è più nei primissimi posti. Insomma, ci sono i giornalisti che amano anche queste cose. C'è qualcosa che infatti non torna, perché la sanità lombarda è quella che ha maggiore mobilità attiva, quindi gente che da Sud Italia viene a farsi operare in Lombardia, perché la tanto vituperata sanità convenzionata, privata, soprattutto al centro-sinistra, che vuole strumentalizzare come se i grandi gruppi privati facessero pagare con l'assegno o con la carta di credito, ma al cittadino non importa se la prestazione gliela eroga un privato o un misto o un pubblico puro, gli interessa che gli venga erogata e gli venga erogata con la mutua, non a pagamento, perché di questo parliamo di ottimi centri che hanno in Lombardia. In effetti c'è qualcosa che non torna, perché sulle altre regioni la classifica è giusta, ma sappiamo benissimo anche noi piemontesi che di certo la sanità lombarda è tra le top, ma non solo in Italia ma in Europa. Anche lei, come la nostra, ha le difficoltà sulle liste d'attesa, ma su trapianti, su tumori e su malattie importanti guardiamo anche noi con molto interesse e con molta anche invidia i grandi centri, soprattutto del milanese, del pavese, che hanno livelli altissimi. In effetti ha fatto bene Fontana a porre questo tema, perché normalmente la Lombardia è sempre prima, perché questa volta non lo è. Chiaro, polemiche proprio sull'argomento sanità, e abbiamo anche una chiamata su questo fronte allo 0292947222. Sentiamo che ci dice questo ascoltatore. Pronto? Buongiorno, io chiamo dalla Toscana. Prego. La Toscana è secondo per servizi essenziali. Le dico che quelli del sud non vanno solo a Milano a curarsi, vanno anche in Toscana e non li accogliamo per fortuna, perché è una sanità pubblica. Poi, per quanto riguarda il discorso che le volevo fare, cioè siete di centrodestra, avete un governo di centrodestra e adesso quelli di centrodestra alla Schillaci vi mettono contro. La sanità pubblica privata, forse per le liste d'attesa che avete, praticamente è allo sbando, perché non si può pagare la sanità privata. E l'ultima cosa, Careggi a Firenze è il primo centro a livello di operazione al cuore in Europa e forse anche al mondo. Pubblica, se lo mette bene in testa. Poi voi siete quinti, sesti. Auguri!
Grazie. Vedi, quando si parla di classifica poi ognuno fa il tifo. Chiaro che anche noi facciamo il tifo per Careggi, soprattutto lì dove si somministra triptorelina go per cambiare sesso senza neanche sentire il parere dello psicologo, che non c'è. E qualche debituccio la Toscana mi pare che l'ha accumulato sul fronte sanità, visto che ha dovuto aumentare le tasse come non mai ai propri cittadini. Ma queste cose l'ascoltatore a quanto pare non se le ricorda, o forse non ha bisogno, nel senso che di soldi ne ha tanti per pagare le tasse in Toscana. Una battuta anche da Alberto Preioni, prego. Insomma, io prima l'ho detto, la sanità ha ottimi livelli in nord e centro Italia, compresa la sanità toscana, la sanità dell'Emilia Romagna. I poveri cittadini del sud invece devono fare mobilità verso il centro e il nord Italia. Però non vedo, ribadisco, la tanto vituperata sanità privata, perché la privata convenzionata vuol dire che c'è un privato che comunque efficienta. È innegabile che rispetto ad esempio ai lavoratori il privato può fare diversi contratti, può prendere grandi nomi, può far lavorare che la sera, il sabato, la domenica rispetto al pubblico, che sono delle cose extra e delle cose non scontate. Quindi invece tipo in Piemonte abbiamo un misto pubblico-privato che si chiama Centro Ortopedico di Quadrante a Omegna, a casa mia, dove il 51% è pubblico, quindi c'è il controllo pubblico, e il 49% è privato. Però il privato gestisce dipendenti in maniera privatistica e vi assicuro che è una clinica di altissimo livello, dove il paziente è contentissimo. Quello dove dobbiamo intervenire, perché nessuno vuole smontare la sanità pubblica, ma è assolutamente sulle cooperative, perché noi paghiamo una cooperativa per un turno notturno di un medico fino a 1.200 euro a notte. Quindi cosa assistiamo? La gente che si licenzia, i sanitari che si licenziano dal pubblico, dall'ospedaliero, per andare in queste cooperative, perché in una settimana guadagnano il doppio di quello che guadagnano in un mese nel sistema pubblico. E quello che diciamo da sempre come regione di centrodestra è paghiamo meglio i medici e i sanitari del sistema ospedaliero e dreniamo queste risorse prendendole dalle cooperative, perché oggi ci costano milioni e milioni di euro, per farli ritornare invece che liberi professionisti, ma nel sistema pubblico, che di certo offre avanguardia dal punto di vista tecnologico, e per il cittadino è meglio avere l'ospedaliero fisso rispetto al gettonista che un giorno sta a Genova e sta 3 giorni a Firenze e dopo se ne va a Bolzano a operare. E come? Il sistema. Argomento che interessa molto ai nostri ascoltatori. Ti interrompo perché c'è un'altra chiamata allo 0292947222. Sentiamola. Pronto? Sì, ciao, buongiorno, sono io Pier dall'Emilia Romagna. Ciao. A proposito di sanità, insomma, i conti con l'Emilia Romagna forse sarebbe meglio averli fatti, se non che negli ultimi 10 anni, secondo me, siamo andati giù parecchio. Ti racconto una cosa che forse un consigliere regionale del Piemonte sa, cioè i CAO, non so se lui l'ha mai sentito dire, sono stati sbandierati da Bonaccini, quindi già capiamo la rumba, no? Come quelli che dovevano sostituire o aiutare i pronto soccorsi nelle emergenze più basse, quelle che si chiamano bianco e verde, mi sembra che siano i colori, no? In molte zone della regione, dopo che sono state aperte, presentandole come la panacea del mondo, sono situazioni dove stanno chiedendo la chiusura. Però il problema è che quando hanno fatto queste strutture hanno chiuso dei pronto soccorso, quindi hanno tolto dal territorio, sorrido per non piangere ovviamente, dal territorio molte occasioni di potenziali soluzioni del caso. Quindi volevo dire, proprio anch'io qui, mi bolle il sangue, al tifoso della Fiorentina di prima, che io sono contento che al Careggi magari lui pensi che siano i più grandi che operano il cuore. Gli posso assicurare che qui in Emilia Romagna sono almeno 3 posti che non credo che siano inferiori al Careggi. Spero che ci siano in tutte le regioni. Sappiamo che il grande problema è al sud, mentre noi al nord abbiamo il problema delle liste. Quindi invece di fare classifiche che lo so, ci stanno, stiamo a guardare alla concretezza e a dare delle soluzioni. Per esempio mi è piaciuta molto l'idea del Veneto
che faceva le visite specialisti, hanno iniziato adesso anche a fatica in Emilia Romagna, perché qui devono votare, rivotare, una cosa del genere, al pomeriggio sera, perché durante il giorno non si poteva. Ragazzi, ci sono dei luoghi dove ci sono dei macchinari, ho finito, che fanno al massimo una ispezione al giorno. Ma secondo voi è possibile? È poco, troppo poco. C'è qualcosa che non torna e dopo la risposta l'abbiamo, dai. Buona giornata a voi, grazie. Grazie a te, Preioni, a te la linea, prego. Certo, la sfida è fare utilizzare macchinari importantissimi che costano milioni di euro, non possono lavorare poche ore al giorno. Infatti il privato li fa lavorare H24, il pubblico la sfida che deve efficientarsi. Naturalmente bisogna anche un po' togliersi dall'estremismo sindacale che ha voluto estremizzare tutto, perché se no le liste d'attesa non le recuperiamo più, perché se stiamo ai dettami di alcune fasi sindacali estremiste non si lavora il sabato, non si lavora la domenica, non si lavora la sera. Quindi io sono per far pagare bene i lavoratori che hanno soprattutto studiato e hanno delle qualifiche importantissime, però dopo se vogliamo ridurre le liste d'attesa è certo che non possiamo star lì a sentire la triplice che se fai mezz'ora in più ti blocca tutto, perché se vogliamo fare gli statali al 1000 per 1000 non le risolveremo mai le liste d'attesa. È certo che, ribadisco, un po' di efficienza privata ci va, il privato ti paga ma il privato ti fa trottare. Quello è quello che intendevo prima. Poi rispetto a codici bianchi, codici verdi, quella è la sfida del futuro. La soluzione deve essere la medicina territoriale fatta in maniera seria, dove tu fai le case di comunità. Adesso c'è la sfida dei fondi PNR che naturalmente sono complicati, si è in ritardo, eccetera eccetera. Poi bisogna avere l'appoggio e il protagonismo dei medici di base, i medici di famiglia, e lì devono andare a fare le visite, la prima diagnostica per sgravare i pronto soccorso, perché certo il pronto soccorso, l'emergenza è quella più intasata. Naturalmente non è che tu apri una casa di comunità, un ospedale di comunità e devi chiudere un pronto soccorso, perché il pronto soccorso è quello che ti salva la vita. La casa di comunità è quello che deve fare 2 punti a un dito e ti faccio la sutura come faceva il vecchio medico condotto, o deve farti una ecografia al volo per capire cos'hai e te la fa, quindi non è che la casa di comunità. Poi la sanità è normale che sia un costo e ci sono territori e territori, le situazioni metropolitane hanno delle facilità, le situazioni di montagna, io in una zona di montagna è naturale che i costi sono maggiori, perché fare sanità in montagna hai dei costi maggiori, ma è naturale che hai valli, situazioni viarie, hai situazioni più complicate rispetto a raggiungere la popolazione. Poi magari hai anche una popolazione residente che basta, ma hai una popolazione di turisti molto alta, quindi devi calibrare bene le scelte, non puoi accentrare tutto, chiudere tutto e pensare che tutto funzioni, perché a Milano dove hai 10 ospedali, 15 è una cosa, in Val d'Ossola dove ne hai 2, nel Verbano Cusio dove ne hai 2, non puoi chiedere di averne uno unico, magari in una posizione che è lontana per tutti. Certo. Quindi le cose vanno ben bilanciate, sapendo che è un servizio fondamentale, che l'Italia a un livello altissimo deve mantenerlo. Argomento importantissimo, la sanità, ci torneremo certamente. Per il momento ringraziamo il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni. Alla prossima, Alberto. Grazie a voi, alla prossima, state bene. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Beh, se dicono che la sanità lombarda sta peggiorando, allora perché tanti cittadini di altre regioni vengono a curarsi qui? E se la causa fosse proprio tutti questi pazienti che vengono da fuori regioni a discapito dei residenti, allora si dovrebbe diminuire questo flusso di pazienti e favorire di più gli stessi lombardi, ci scrive Clara. Radio Libertà attiva, Radio 24 passiva. Walter, chi ce l'ha più duro dal punto di vista radiofonico? Bella meditazione. C'è anche un audio sul cursore. Ma hanno chiesto agli europei se vogliono aumentare le spese per fare un esercito europeo? No. Intanto, fino all'altro giorno non si poteva sforare il deficit, non ci sono soldi per aiutare la gente, per le bollette, per questo, per quello. Invece per quelle robe lì si trovano i soldi, o per salvare le aziende.
che vadano a cagare tutta l'Europa. Fuori subito, via dall'Europa. Ciao Fabio Daudi. Almeno è sincero. I pacipinti di sinistra vogliono l'esercito, ma chi vota sti Ciao Sammy, io mangerò solo italiano e israeliano. Scrive Dani da Como. Già, ci sono gli islamici che vogliono boicottare Israele per il Ramadan. Marco da Settimo Torinese, è tempo di fermare i giudici che agiscono contro il loro datore di lavoro, ovvero il popolo italiano. Non possiamo più permettere che questi tiranni continuino a esercitare un potere assoluto e incontrollato. In ogni altra azienda sarebbero già stati licenziati in tronco. Toscana davanti a Lombardia con un buco da 200 milioni di euro, ma sul fronte sanità. Sì, me ne vado ragazzi, me ne vado, ringraziando Simone in regia e tutti voi per i tantissimi messaggi, purtroppo alcuni inevasi. Tra pochissimo la musica indipendente di Francesco Caprini. Io torno lunedì, buon weekend. Avete ascoltato